Le innovazioni tecnologiche che rendono più facili le buone pratiche al centro della settimana della mobilità europea. A Trieste, all'Area Science Park di Padriciano, la giornata è stata dedicata alla presentazione di alcune applicazioni innovative che aiutano anche l'ambiente. Nada Ciocc. Uno dei modi più efficaci per contenere le emissioni di CO2 delle PM10 nelle città è l'uso di mezzi pubblici, la condivisione delle auto e l'uso delle biciclette, ma non sempre ciò è possibile anche a causa dei turni. Per rendere effettivamente accessibili le buone pratiche arriva in soccorso la tecnologia e quindi le applicazioni sui telefoni. Alcune di queste app, già sperimentate per alcune grandi aziende o nelle grandi città, sono state presentate all'Area Science Park. Una di queste si propone per esempio di cercare il parcheggio più vicino e conveniente, soprattutto tra privati, una soluzione che viene spesso impiegata da chi cerca parcheggio per alcuni giorni. È come se cercassimo un B&B per la nostra automobile. Il programma funziona da febbraio a Milano e chi l'ha lanciato è soddisfatto. Diciamo che noi abbiamo importato in Italia il garage sharing, la sharing economy si sta diffondendo sempre di più in Italia, quindi abbiamo avuto anche un buon ritorno mediatico per questa cosa. Noi guadagniamo una percentuale su ogni parcheggio andato a buon fine. E come deve regolarsi con il fisco il privato che affitta il box? Sotto i 30 giorni non è obbligatorio fare un contratto tra chi affitta il garage in questo caso e chi parcheggia. Per quel che riguarda invece le entrate che ottiene chi affitta il garage, deve essere lui a dichiararle al fisco.